Mobilità di Marca SpA è coinvolta nei progetti di sviluppo dell'area urbana Asolano-Castellana-Montebellunese, parte della programmazione SISUS 2021-2027. I progetti prevedono investimenti per la mobilità sostenibile, con l'acquisizione di mezzi ecologici e l'installazione di stazioni di ricarica elettrica per un totale di 4.970.000 euro. Il primo intervento riguarda l'acquisto e l'installazione di 4 punti di ricarica overnight plug-in per autobus elettrici presso l'autostazione di Montebelluna. La Regione contribuirà con 422.353 euro, mentre il beneficiario, MOM, investirà 77.646 euro. Tragedia stradale nei pressi di Montebelluna, dove a causa di un incidente è morto un giovane alla guida di un Audi del 2001. Nello scontro frontale, 3 persone a bordo dell'altra vettura, tutte poco più che trentenni, sono rimaste ferite, 2 delle quali in condizioni critiche e trasportate d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, ma sembra che un sorpasso possa essere la causa principale. Le autorità, compresi i carabinieri e i vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza la zona e stanno procedendo alla ricostruzione dell'accaduto. Nel pomeriggio di mercoledì 3 gennaio, intorno alle 16:30, un passante ha allertato il 118 riguardo a una ragazza di 15 anni che camminava sola lungo il ponte vecchio di Bigolino di Valdobbiadene, mostrando segni di confusione. Un'ambulanza del SUEM è intervenuta prontamente, trasportando la giovane all'ospedale di Montebelluna per accertamenti. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Valdobbiadene. La neve ha ricoperto l'altopiano di Asiago, colpendo anche la montagna vicentina dall'alba di oggi. Ad Asiago e nelle aree circostanti i 1000 metri, la nevicata iniziale si è trasformata in acqua mista neve nella tarda mattinata. Nei comprensori sopra i 1200-1300 metri si registrano cumuli di 5-10 cm, senza disagi a circolazione verso le piste da sci. Gli spazzaneve sono pronti a intervenire nei 7 comuni per prevenire la formazione di ghiaccio, con previsioni di nevicate più abbondanti nella sera odierna e nella prossima notte, oltre che nella giornata di domani.